Buongiorno a Marco Merrola, giornalista e divulgatore scientifico. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, Merrola sarà uno dei tanti ospiti della edizione 2021 del CICAP Fest che si terrà a Padova dal 2 al 5 settembre. Ecco, domenica 5 Merrola parlerà di un tema che definirei il tema. Il titolo della sua conferenza è Adattarsi al clima che cambia. Ora, questo è un tema veramente complicato. Come facciamo a tagliarlo a fette per rendere l'idea di quanto anche l'ultimo rapporto IPCC sul cambiamento climatico impatti realmente sul nostro mondo e che non sia un tema di cui dovranno occuparsi le prossime generazioni? Ma in realtà la storia recente lo ha già tagliato a fette. Quello che stiamo sperimentando in questi mesi, ormai purtroppo in questi anni, anche con la pandemia e con questo virus, diciamo, che è scoppiato sul pianeta, ci fa capire che sono cambiati degli equilibri soprattutto naturali. L'impatto dell'uomo, l'impatto che si chiama antropocenico, ormai antropocene è diventata una parola praticamente di uso comune che individua l'era in cui stiamo vivendo, spiega esattamente questo. Quindi qual è stato l'impatto dell'azione dell'uomo sul pianeta. L'azione dell'uomo sul pianeta è stata potente, rapida, perché ricordiamo che il vero cambiamento climatico lo stiamo sperimentando da poco più di un secolo, sono circa 130 anni, quindi in poco meno di un secolo e mezzo abbiamo cambiato il nostro pianeta, speriamo non in maniera irreversibile. Quello che ci dice l'ultimo rapporto dell'IPCC, che è stato appunto diffuso a inizio del mese di agosto, è che lo scenario è abbastanza drammatico, forse per alcuni versi anche più drammatico rispetto a quello che gli scienziati stessi immaginavano. Ma la cosa reale è che stesso la scienza non ci può dare una previsione di come sarà il futuro con certezza, può al massimo darci una forchetta. Pensiamo per esempio all'innalzamento dei mari, non siamo in grado di dire se sarà di 50 centimetri, di 1 metro, di 2 metri o quello che sia. Tutto dipenderà dalla velocità con cui questi cambiamenti, che sono già in atto, si continueranno a produrre. La cosa importante è che forse la gente non immagina che già pochi centimetri di innalzamento del mare rappresentano un disastro per il pianeta. Da uno studio recente abbiamo visto come in pochi anni la quota di persone impattate, per esempio, dall'innalzamento del livello del mare è passata da qualche decina di milioni a centinaia di milioni sul pianeta. L'Italia stessa, ci sono delle immagini abbastanza incredibili che vengono diffuse, delle previsioni dove vediamo un'Italia che da qui ai prossimi 50-60 anni sarà ridotta a una piccola lingua di terra e vedrà smangiate tutte le proprie coste, ricoperte dal mare, perché ovviamente il Mediterraneo in questo senso è molto esposto e l'Italia è al centro del Mediterraneo. Quindi, per rispondere alla sua domanda, le fettine diciamo in cui possiamo dividere il cambiamento climatico sono tante. Il messaggio importante per il pubblico è che ognuno è chiamato adesso pesantemente a fare la sua parte. Ecco, siamo nel 2021 e ci sembra ieri il 2000, l'anno del Millennium Bug e il passaggio al terzo millennio. 20 anni, più di 20 anni sono passati in un soffio, mi sento di dire. Ora, quando parliamo di previsioni al 2050 sembra lontanissimo, ma il ragionamento è lo stesso. Rispetto al nostro territorio, cioè al Veneto, ci sono previsioni catastrofiche per alcune aree, Venezia e il Polesine. Siamo dietro l'angolo rispetto alla salvaguardia. Beh, diciamo che il Veneto è una regione da questo punto di vista molto interessante, la definirei un po' una regione laboratorio, che ha un po' tante delle criticità diciamo che affliggono anche il resto del paese. Venezia è una meravigliosa area, una meravigliosa città, un meraviglioso habitat anche naturale, ma ne conosciamo tutti purtroppo come possiamo dire, i difetti, tra virgolette. Quello che è stato registrato un anno e mezzo fa, più o meno, il fenomeno dell'acqua granda, con l'acqua che ha invaso Piazza San Marco, è arrivata oltre 1,60 m, è entrata nella Basilica di San Marco, ha distrutto o compromesso parte del patrimonio storico-archeologico veneziano, più famoso e più amato al mondo. Sono immagini purtroppo drammatiche,
per evitare le quali ci saremmo dovuti muovere con grande anticipo e con maggiore lungimiranza. Non entro ovviamente in questa sede nella polemica e nel dibattito sul MOSE, ma ovviamente persone più qualificate di me, esperti, ingegneri, insomma gente che fa questo mestiere da tanto tempo, ha avuto varie volte da dire e da ridire che appunto è un'opera sicuramente importante e concettualmente giusta, ma che forse, vista la rapidità con cui i cambiamenti climatici stanno impattando anche sull'area di Venezia, andava pensata più a lungo termine, quindi con maggiore lungimiranza. Probabilmente c'erano molte altre cose che si sarebbero potute fare per difendere veramente Venezia dall'acqua alta. Questo, diciamo, rappresenta, come dire, un provvedimento a valle, ma come dicevamo prima è tutto quello che succede a monte che purtroppo andrebbe in qualche modo contrastato. La grande domanda di questi giorni, anche dopo appunto il rapporto dell'IPCC, è se siamo realmente in grado di contrastarlo. Il discorso dell'adattamento, che poi è un discorso che io porto avanti in varia direzione dal punto di vista giornalistico, innanzitutto con un web doc, quindi un documentario su web, non un sito, ma proprio un documentario all'indirizzo adaptation.it, e il lavoro che poi ho fatto e che sarà presentato anche nella Festival CICAP con Audible, la piattaforma di podcast di Amazon, dove ho girato le regioni italiane proprio per spiegare questo fenomeno. Quindi dicevo, ho declinato il concetto di adattamento sui territori. Come si stanno adattando le regioni italiane al cambiamento climatico e se è possibile farlo. In Veneto, do un'anteprima, sarete contenti insomma come colleghi di averla, in Veneto verremo quasi sicuramente in autunno, in ottobre, gireremo in varie città, in varie aree del Veneto per intervistare, vedere innanzitutto sul campo cosa sta succedendo, intervistare ricercatori, scienziati, imprenditori, agricoltori, gente che a vario titolo, mi si consenta l'espressione, si sporca le mani col cambiamento climatico tutti i giorni della propria vita e quindi deve trovare delle soluzioni adattive, delle soluzioni per conviverci. Parlavamo prima dell'acqua, il Veneto è anche una regione ricchissima di corsi d'acqua, ricchissima di lagune, di specchi d'acqua, di laghi. Bene, da questo punto di vista stiamo vedendo cosa significa quando una pioggia pesante impatta sul territorio. È capitato spessissimo che ci fossero esondazioni anche di fiumi, raccolti distrutti, campi allagati, paesi che vengono giù dalle colline, smottamenti. Ormai sono immagini con cui facciamo i conti tutti i giorni, anche come giornalisti siamo costretti a fare queste tristi cronache dal fronte del cambiamento climatico. Beh, è evidente che anche il Veneto deve prepararsi a questo e devo dire che si sta preparando. Ci sono tante azioni e tanti progetti internazionali che vedono in campo anche università per l'appunto e anche esponenti di altri settori, della società civile, dell'imprenditoria, che comunque si stanno ponendo pesantemente questo problema. Tutti sotto lo stesso messaggio, sotto lo stesso allarme: non c'è più tempo. Bene, allora bene per modo di dire, grazie a Marco Merola e buon CICAP a noi. Perfetto, grazie a voi.